iniziati i lavori di messa in sicurezza della strada di accesso agli spogliatoi del campo sportivo di Arso e della palestrina comunale, lavori che termineranno entro fine anno. Erano resi necessari perché purtroppo la strada che c'era, soprattutto nel periodo invernale, essendo una strada di ghiaia e di terra, dava numerosi problemi ai genitori che portavano i bambini appunto alle attività sportive qui o nel campo da calcio di Arso o nella palestrina comunale. Manutenzione e lavori che proseguono parallelamente su due fronti, all'esterno e all'interno del campo. Sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria del manto erboso del campo sintetico. Sono appunto dei lavori che verranno fatti tutti gli anni, questo è il primo anno dato che è passato appunto il primo anno dall'utilizzo del campo e la ditta sta facendo tutte le varie manutenzioni straordinarie che vanno dallo sgorgo delle canalette di scarico del campo, dove appunto scaricano anche gli intasi, quindi li stanno sgorgando e stanno diciamo, distribuendo meglio gli intasi e andando a integrare gli intasi mancanti. Infine, per rendere il campo più luminoso, è prevista entro fine gennaio la sostituzione dell'impianto di illuminazione con luci a LED.